Marco Giannasini, presidente di Volontariato in Rete, fino a qualche giorno fa commissariato come presidente del CSV, ma in effetti la sentenza l'ha rimessa in gioco. Adesso vedremo cosa succederà, ma ne parleremo ampiamente perché oltre a fare un articolo pubblicheremo completamente il video della conferenza che ha tenuto. La conferenza era rivolta alla stampa, logicamente per raggiungere il maggior numero possibile di lettori, ma era rivolta anche alle associazioni che voi rappresentate, che vi hanno sostenuto in questa battaglia. Vorrei soltanto sottolineare un passaggio, perché poi è giusto che le persone si facciano una propria idea vedendo tutto il video. È lungo, ripeto, ma merita di essere visto. Lei ha detto che intorno a questo commissariamento, che in effetti giocava su delle piccole cifre, su delle piccole questioni, annullato la sentenza del TAR, ci sono dei giochi politici. Ci ha tenuto poi anche a precisare che il CSV e il volontariato in rete non hanno nessuna connotazione politica, ma in una certa fase, visto le posizioni che sono state assunte dai politici, qualcuno ha potuto pensare che foste schierati più da una parte piuttosto che dall'altra. Ha accennato al discorso del sindaco Variati, ha accennato al discorso di assessori regionali che hanno preso o non hanno preso posizione. Ci può un po' ripetere sinteticamente quel passaggio in cui è stato molto chiaro in conferenza stampa? Allora io ribadisco che il volontariato non può e non deve avere colori politici, perché appunto non ha alcun senso, è proprio una contraddizione di termini il volontariato politico. Quindi noi abbiamo, prima del commissariamento, quando si capiva già che qualcosa non funzionava e che qualunque cosa avessimo detto avremmo comunque corso il rischio di essere commissariati, siamo andati a bussare alle porte di personaggi influenti della politica locale e regionale. E alcuni ci hanno aperto, altri non ci hanno aperto, altri ci hanno aperto ma hanno detto ma vorremmo vedere quanti siete, che peso avete. Noi in quell'occasione per fare i nomi che ha fatto anche in conferenza stampa? Sì, certo, noi siamo stati anche dal sindaco Variati, con specifico riferimento al sindaco Variati abbiamo presentato poi una lettera aperta con le firme di 109 associazioni, perché c'era stato richiesto di documentare in qualche modo il consenso alle nostre spalle. Noi eravamo convinti di averlo fatto e poi in realtà ci siamo trovati con il sostegno soltanto di alcune forze politiche, diciamo. Ecco, io ci tengo, lo ripeto tutte le volte, questo è un risultato finale che può lasciare intendere che noi abbiamo bussato solo a quelle porte. Noi in realtà abbiamo bussato alle porte di tutti. Io personalmente ho parlato col sindaco di Schio, col sindaco di Asiago, col sindaco di Bassano del Grappa, col sindaco di Valdagno, col sindaco di Tiene. E voglio dire, quindi non abbiamo fatto delle scelte di colore, abbiamo fatto delle scelte a 360 gradi. Poi alla fine i personaggi, le persone, le istituzioni, gli esponenti politici che più ci sono stati vicini sono stati quelli di alcuni colori politici, ma non è una scelta nostra, è una mancata scelta di altri. Una diversa scelta di altri, una legittima terza scelta di altri. Ma ci tengo quindi a ribadire che noi non siamo targati nessun. Era con questo spirito, capire un pochettino, certo, rispondere a chi ha mosso queste obiezioni, magari nascondendosi dietro diverse decisioni legittime, per carità, in politica si è liberi completamente. Ha detto che intanto guarda avanti, aspetta il 13 giugno per capire cosa il COGE deciderà. È rimasto un po' stupito dal fatto che la riunione è tenuta dal vecchio organo direttivo che sarebbe scaduto il 13 di maggio, ma aspetta, è giusto anche aspettare che magari prenda le decisioni giuste. Si è augurato una cosa però, proprio tornando sull'aspetto politico, che secondo me ha influito abbastanza in questa vicenda, che riguarda pochi spiccioli ma parecchio consenso magari, e i politici sono molto sensibili al consenso. Ecco, lei si è augurato di non vedere più in futuro una foto di celebrazioni del CSV in cui non siano in prima linea i presidenti e l'espressione del volontariato, ma come è successo nell'ultima manifestazione pubblica, erano in prima linea un sacco di volti, ma tutti politici, o riconducibili in qualche modo alla politica. Certo. La normativa dice che il centro servizi per il volontariato deve essere gestito dal volontariato, e il volontariato, come ho detto prima, non deve avere colori politici, quindi per me la gestione del CSV non deve essere in alcun modo targata né targabile. La gestione commissariale avrebbe dovuto mantenere lo stesso stile, nel senso che un commissario è un commissario, anche lui non dovrebbe essere targato politicamente. Il COGE ha scelto di nominare invece un commissario che è riferibile comunque
ad un ambito amministrativo, politico, locale. Per carità, è stata una scelta dettata anche dall'esperienza del dottor Bellesia, che è stato segretario del COGE in precedente e precedente commissario, però questo ha fatto sì che, appunto, come dicevo, sui giornali sono apparse fotografie dove si vedevano esponenti tutti di partiti politici o di un solo partito politico, e vedere il CSV, che ripeto deve essere un organismo non politico, non partitico, non colorato di colori politici, con queste etichette non mi fa piacere a me, ma non fa piacere al volontariato. Quindi aspettiamo intanto il 13 giugno, perché il COGE, anche se nella vecchia versione è stato convocato, non mettiamoci ancora elmetti prima che siano necessari, dopo un anno di elmetti. Magari il COGE, sia pur quello vecchio, porrà rimedio al suo errore, prendendo atto e attuando la sentenza presa dal TAR del Veto, che in questo caso ha assunto la funzione di giudice a Berlino. Quindi non anticipiamo nulla, vedremo il 13 giugno cosa succede, se succede, e cosa succede per andare avanti. Lei ha accennato però di aver subito personalmente come presidente, ma personalmente come indicato, come criminalizzato, uso questa parola un po' forte, anche dalla stampa locale, ha subito comunque dei danni, chiamiamoli morali, e ancora di più li ha subiti la Maria Rita Dal Molin. Qual è la posizione sua e di Maria Rita Dal Molin? Farete degli atti, dei procedimenti per avere un ristoro dei danni oppure no? Allora, bisogna ricordare una cosa, che tutte le spese che sono state liquidate a Maria Rita Dal Molin durante la sua presidenza sono state controfirmate dal vicepresidente, cioè da me. Quindi, in altre parole, le accuse a lei in qualche modo sono anche accuse a me. La questione delle spese e del danno d'immagine, danno biologico, chiamiamolo così, no? Sicuramente è stata, potrei dire, pubblicamente lapidata Maria Rita Dal Molin su questa questione delle spese, perché sull'altra questione, cioè quella della sua assunzione, giuridicamente non c'era assolutamente nulla da obiettare. Non so lei personalmente che cosa farà, nemmeno io in questo momento posso dirlo, però posso sicuramente dire che anch'io ho avuto dei contraccolpi, perché per esempio all'interno della mia associazione, l'Avis, ho avuto e ho tuttora degli atteggiamenti negativi, chiamiamoli così, degli atteggiamenti negativi proprio legati alla gestione del CSV. Non so dirle adesso che cosa faremo, se ci imbarcheremo in discorsi di danni. Questo aspetterei a dirlo, perché voglio anche capire se la controparte, la chiamo controparte, se la controparte farà, non farà, che atteggiamento avrà, perché anche qui noi non abbiamo sensi di vendetta, sensi di rivincita. A voi interessa che il volontariato torni al centro dell'attenzione, quindi ci auguriamo, e forse lo auguro con lei, che dal 13 mattina, pomeriggio, non sappiamo quanto si esprimerà il vecchio COGE, si possa tornare a parlare di volontariato vicentino, esatto. Perché il grosso rischio, lo diciamo ai politici magari, che in questo gioco a massacro poi a rimetterci sia proprio il volontariato vicentino. Non so se si sentirà nella registrazione che avete fatto, ma il senso profondo del discorso è stato proprio quello dell'ultimo intervento di Marilisa Lagni, che ci ha richiamato all'essere volontari. Cioè, noi qua adesso abbiamo speso tempo, risorse e anche di più stress per una questione tutto sommato che non porta alcun beneficio al volontariato, quindi siamo stati distolti da quelle che sono le reali finalità del volontariato, e vorremmo quanto prima tornare a queste reali finalità. In un momento in cui forse il volontariato c'è bisogno, perché Vicenza soffre anche per ben altri problemi. Grazie Presidente. Grazie ancora. Grazie.